I beni culturali vedono la luce grazie al lavoro degli artisti, ma per continuare ad essere vivi hanno bisogno di costante promozione e tutela. L'eccezionale bellezza e il peso della storia che contempliamo nelle opere d'arte e cultura ci fa spesso dimenticare che tale contemplazione è ancora possibile grazie al lavoro dei professionisti dei beni culturali. A queste persone, che oggi garantiscono questo fondamentale lavoro di conservazione, promozione e valorizzazione, è dedicato questo documentario. Lo scienziato conservatore rappresenta quella figura professionale assimilabile a quella del medico, cioè di colui che cura e si prende cura del bene culturale di qualunque tipologia esso sia. Dunque ne studia, ne caratterizza i materiali, ne studia lo stato di conservazione e propone e predispone progetti di intervento ma anche di prevenzione dei danni. La formazione dello scienziato conservatore è di tipo multidisciplinare. Possono essere chimici, fisici, biologi, geologi, oppure possono essere scienziati conservatori nel senso più attuale del termine, cioè coloro i quali hanno seguito un percorso formativo costituito da una triennale e una magistrale, laurea magistrale, specifiche di questo settore, cioè in scienze per la conservazione dei beni culturali. L'innovazione dal punto di vista istituzionale sta nel riconoscimento della figura professionale dello scienziato diagnosta, dello scienziato conservatore. Il riconoscimento molto importante è avvenuto solo qualche anno fa. Dal punto di vista dell'innovazione tecnologica invece abbiamo importanti spunti che riguardano in particolare la non invasività delle metodologie di studio e di indagine dei materiali e del loro stato di conservazione e la realizzazione di nuovi prodotti che siano rispondenti alle condizioni ambientali in continua evoluzione ma anche alla necessità di contenere gli impatti di tipo ambientale sulla salute ovviamente dell'operatore. Il futuro della professione dello scienziato conservatore sta sicuramente nel dare maggior peso, maggior rilevanza alla prevenzione dei danni, considerate le condizioni in continuo mutamento. Questo genera anche una sinergia più stretta tra la figura dello scienziato conservatore, il restauratore, il conservatore museale, l'ingegnere che si occupa delle strutture, lo storico dell'arte, quindi diciamo rendere questo sistema più fluido e con un obiettivo che non è solo quello della conservazione ma appunto è quello della prevenzione. Il restauratore è una persona che si occupa della conservazione, della manutenzione, del ripristino di opere sia culturali che non. A seconda della sua specializzazione interviene su manufatti di diversa natura. Inizialmente il restauratore si formava presso delle botteghe di artisti o di restauratori già affermati, mentre al giorno d'oggi esistono dei veri e propri percorsi universitari e accademici o di vari istituti che formano in un quinquennio il restauratore professionista. Il restauratore è il trait d'union tra diverse professionalità perché all'interno delle sue competenze deve riassumere quelle che sono le informazioni fornite da altri professionisti come storici dell'arte, soprintendenti, diagnosti, chimici, fisici, microbiologi e tradurre tutte queste informazioni in quella che è la conoscenza dell'opera e anche il progetto di intervento sull'opera stessa. Al giorno d'oggi il restauratore nel suo laboratorio si occupa anche di sperimentare quelli che sono i materiali già studiati dal settore industriale o dalla diagnostica applicata ai beni culturali per capire se effettivamente questi nuovi materiali possono essere d'aiuto nel suo lavoro e possono essere applicati anche sulle opere d'arte sia moderne che antiche.
Un restauratore per il proprio futuro auspica principalmente due cose. Sollecitato da quelli che sono i nuovi mezzi di comunicazione, cercherà di avviarsi verso quello che è definito il restauro digitale, ovvero ricostruire, ricreare quella che era l'opera d'arte senza però intervenire direttamente su essa, perché il restauro in realtà è sempre un piccolo trauma per l'opera, quindi se veramente si vuole tramandare il manufatto in ottime condizioni sarebbe meglio non intervenire. D'altro canto però bisogna conservare, quindi effettuare una manutenzione periodica sulle opere stesse. Questo soprattutto nell'ambito di collezioni museali è una cosa che si può benissimo realizzare in maniera programmata. Il restauratore cercherà sempre di collaborare con le istituzioni, con i conservatori e anche con tutte le professionalità scientifiche per capire come realizzare tutto ciò. Cosa significa essere direttore di museo oggi? Beh, io ho iniziato 20 anni fa in una situazione che era completamente diversa dall'attuale. Ho lavorato per 20 anni in un contesto di museo, di musei fortemente radicati nel territorio, fortemente connessi con la comunità che li ha generati. In questi 20 anni però ho capito una cosa importante. Sono uscita dall'università che con una metafora potrei così immaginarmi come un solido, una scatola con tanti contenuti e con un'idea un po' stereotipata di quella che è la figura professionale di un conservatore, di un direttore. In questi 20 anni di lavoro nel territorio e con la comunità mi sono resa conto invece che ho dovuto cambiare il mio status da solido a liquido. Sono entrata in museo che a malapena si utilizzavano i computer, mentre oggi abbiamo un livello di utilizzo delle tecnologie all'interno dei musei per comunicare il patrimonio culturale decisamente elevato. Ma è una tecnologia che non dobbiamo dimenticare, non deve essere il nostro fine. È una tecnologia che deve essere un mezzo per arrivare alle nuove generazioni, certo, ma un mezzo per integrare i saperi e un mezzo soprattutto per rimanere connessi. Essere connessi significa davvero riuscire a entrare come museo nei livelli dendritici della società, anche quelli più sottili. Ecco perché bisogna essere liquidi, per arrivare proprio lì. Il museo deve diventare una vera e propria agorà, una sorta di piazza dove in realtà non esiste più il museo in sé come struttura, non esiste più biblioteca, non esiste più l'archivio, ma in realtà tutti questi modi diversi con cui il patrimonio culturale si presenta e dialoga con la propria comunità si compenetrano e offrendo quindi un'opportunità straordinaria a una comunità di trovare la propria identità e di poter poi costruire un futuro per le nuove generazioni sicuramente più sostenibile eticamente, culturalmente. Le biblioteche pubbliche con loro i bibliotecari, soprattutto nelle realtà medio-piccole, rappresentano l'unico presidio culturale libero e gratuito delle comunità, oltre ad essere di gran lunga il più frequentato. I bibliotecari sono stati i primi funzionari pubblici a partire dagli anni '80 a collaborare, a cooperare tra di loro, a mettere insieme le competenze e le risorse per soddisfare i bisogni dei cittadini. La nostra professione è completamente cambiata nel corso degli anni. Fino a 15-20 anni fa si veniva in biblioteca per fare ricerca, per reperire informazioni, perché a casa non si aveva tutta la documentazione a disposizione.
Adesso tutti abbiamo a disposizione internet e quindi molta informazione ma con molto rumore. Il bibliotecario è la figura di riferimento che mi aiuta a reperire l'informazione valida e validata in tutto questo rumore informativo. E le biblioteche sono diventate degli hub di comunità, perché io vado in biblioteca sì, per recuperare informazioni, per approfondire, ma vado per svago, vado per socializzare, incontro amici, posso fare smart working. La biblioteca del futuro è una biblioteca aperta verso la comunità, verso lo spazio pubblico ed è un luogo in cui insistono anche tutta una serie di altri servizi comunali, per esempio tutta una serie di sportelli del sociale e una serie di servizi anche del mondo dell'istruzione e dell'educazione. In biblioteca dovrebbe esserci anche uno spazio di Fab Lab, dovremmo riuscire a fare il co-working, dare scrivanie, le ripetizioni possono benissimo essere fatte in biblioteca. È proprio un luogo di comunità. Se noi vogliamo portare i cittadini in biblioteca, dobbiamo fare in modo che fasce di popolazione che abitualmente non frequentano la biblioteca abbiano l'occasione di entrarvi, magari per altre esigenze, ma intanto si imbattono anche nei libri, nella lettura, nelle attività di promozione. È quella che si può definire la serendipity. La biblioteca è lo snodo, l'interfaccia tra tutti gli altri istituti culturali del territorio e tra i beni culturali del territorio, perché aiuta a promuovere e a far conoscere la cultura e i beni culturali. Spesso si pensa ai musei d'arte come dei luoghi elitari, questo perché narrazioni disciplinari creano delle distanze con i visitatori che non hanno un background specialistico. Io mi occupo di accessibilità, interpretazione e sviluppo dei pubblici. Collaboro con i musei per attivare delle strategie per allargare e diversificare la domanda museale, aumentando anche la qualità del coinvolgimento sul lungo termine. Le didascalie sono una metafora del cambiamento intorno a questi temi e spesso nel contemporaneo osserviamo come nuovi attori offrono dei linguaggi per ripensare la narrazione in ottiche di accessibilità e coinvolgimento, come professionisti del mondo dell'arte piuttosto che comunità. Finita l'università pensavo di avere un ruolo interno alle organizzazioni. Oggi mi trovo a lavorare sull'accessibilità e il coinvolgimento dei pubblici con i musei dall'esterno, affiancando la pratica sul campo alla ricerca. Si è sempre più consapevoli del fatto che i visitatori devono avere un ruolo attivo e protagonista nei processi di trasformazione culturale, per questo è sempre più importante studiare i visitatori per conoscere i bisogni e le aspettative e capire come abbattere le eventuali barriere. Questa trasformazione ha motivato anche l'ingresso di nuove professionalità nell'ambito dei musei, come professionisti che si occupano di accessibilità, di sviluppo dei pubblici e anche della creazione di nuovi linguaggi per aiutare i musei a interpretare il loro ruolo sociale. Nel futuro i musei dovranno intervenire sempre di più nel dibattito d'attualità, interpretando le grandi trasformazioni sociali del presente e prendendo posizione anche attorno a temi sensibili, dal cambiamento climatico alle questioni di genere. La dimensione digitale sarà sempre più pervasiva, ma non può essere affrontata da un punto di vista puramente tecnologico. È necessario un cambiamento di mentalità, della formazione e prendere consapevolezza sull'importanza di condividere potere nei processi comunicativi fra istituzioni e pubblici. Rispetto alla sfida della sostenibilità economica, potrebbe essere utile perseguire sempre di più la strada delle partnership fra privato, istituzioni pubbliche e imprese attraverso nuovi linguaggi e nuove modalità. Da
oltre 15 anni il mio lavoro consiste nel rendere economicamente sostenibile il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano, ovvero rendere le ville, i palazzi, i parchi economicamente sostenibili dal punto di vista dell'inserimento di attività produttive compatibili con la loro conservazione e che permettano la valorizzazione e la fruizione quotidiana di questi edifici. All'interno vengono inserite attività compatibili con la conservazione che permettano però di sviluppare economie sociali, culturali, utili al territorio stesso. La rifunzionalizzazione di Villa Zileri è frutto del lavoro di Eugenio Motterle, che col suo studio di architettura ha saputo riconoscere le potenzialità culturali e produttive che oggi questo luogo esprime. La Villa Motterle Zileri è diventato un caso studio a livello europeo e ha dato il via a un approccio metodologico che ha permesso negli anni di replicarne il modello. È un lavoro importante che rende le ville storiche delle attività produttive e dei cuori pulsanti della società, come erano una volta. Erano le vecchie farm, erano centri di cultura, di economia, di socializzazione. E questo è lo scopo del lavoro, ovvero farle tornare vive, farle tornare anima di quello che è un territorio e di quello che è una società, per sviluppare economia, per sviluppare conservazione, per sviluppare cultura e migliorare quella che è la qualità di vita delle persone che vi abitano e che vi lavorano.